Una notizia bomba è arrivata questa sera alle orecchie dei tifosi del Napoli, e preparatevi. Perché quello che stiamo per rivelare farà emozionare tutti coloro che amano il nostro club. Come sempre, siamo qui per portarvi gli aggiornamenti più scottanti e rilevanti sul Napoli. Per tenervi aggiornati su tutto ciò che accade dietro le quinte. Prima di tuffarci in queste fantastiche informazioni, cogliete l'occasione per lasciare il vostro like e iscrivervi al canale. In questo modo, sarete sicuri di non perdere nessuna notizia sulla nostra squadra. Ora passiamo agli affari. Qualcosa di enorme si sta articolando nei corridoi del Napoli. Una mossa impressionante che promette di trasformare il futuro del club e di accendere ancora di più la passione dei nostri tifosi. Cosa c'è in serbo? Restate con noi, perché questo è solo l'inizio di una vera e propria svolta. Emanuele Cammarotto ha rivelato alcune importanti informazioni sul futuro di due grandi nomi: Marcus Rashford e Giacomo Raspadori. Secondo l'esperto, Rashford è un nome che piace molto ad Antonio Conte e, anche se è improbabile che arrivi a gennaio, la valutazione di un eventuale trasferimento dovrebbe essere fatta a giugno. L'attaccante inglese, con il suo talento e il suo status sul mercato, potrebbe affiancare nell'attacco partenopeo stelle come Neres, Politano e Kvaratskhelia. D'altra parte, la situazione di Raspadori sembra essere al limite. Il giocatore, che non ha trovato una collocazione tattica adeguata nell'assetto di Conte, è sempre più vicino a lasciare il Napoli a gennaio. Atalanta, Milan e Juventus sono tra gli interessati, con il direttore della Juve Giuntoli che è un grande estimatore dell'attaccante. Anche il Marsiglia è in corsa. Il Napoli valuta Raspadori circa 25 milioni di euro e, se dovesse optare per il prestito, chiederebbe una clausola di acquisto obbligatoria. Ora, tifosi del Napoli, vogliamo sapere cosa ne pensate. Pensate che Rashford possa essere il tassello mancante nell'attacco del Napoli? E per quanto riguarda Raspadori, sarebbe meglio scambiarlo a gennaio o cercare una soluzione per tenerlo in squadra? Lasciate un commento qui sotto e partecipate a questa discussione sul futuro della nostra squadra e sui suoi movimenti nel mercato dei trasferimenti.